Eccoci qui live dal bordo campo con il pallone che tra poco sarà il protagonista di questo terzo quarto di finale nella Coppa Italia fase interregionale Veneto Emilia Romagna tra rossoneri e Futsal Reggiana. Siamo con Marta Zanetti e Alessandro Morelli. Partiamo subito da te, Marta. Questo è la sfida tra la quarta e la quinta formazione del campionato, probabilmente la più equilibrata. Cosa bisogna fare per portare a casa il passo per la semifinale di lunedì? Guarda, essendo una partita secca bisogna semplicemente dare tutto, il massimo. Sarà una partita bella tosta perché ci siamo incontrate da poco, tra l'altro è stata una bella battaglia, una partita bella intensa, quindi bisogna solo andare con filosofia giusta, bell'impatto e come si fa per le partite secche. Alessandro, la tua collega diceva appunto vi siete trovati da poco e voi avete ancora qualcosa che brucia dentro perché una sconfitta dopo una partita equilibrata, oggi però è una partita dentro fuori, quindi cambia tutto quanto. Sì, cambia tutto quanto assolutamente contro una compagine molto forte perché ripeto, come ho già detto, è una delle squadre più organizzate del campionato e sì, la Coppa è bella da giocare, dentro fuori daremo l'anima logicamente con un po' di fuoco in più dentro. Come sta la tua squadra in vista di questa sfida che tra pochi minuti alle 19 in diretta live sulla pagina LND del Veneto sarà il terzo quarto di finale di oggi? È abbastanza bene, dai, abbiamo recuperato 2 giocatrici, quindi siamo abbastanza al completo e questo ci dà un buon auspicio. Marta, come ci è arrivata questa sfida? Dentro fuori abbiamo detto, c'è la voglia di essere qua nuovamente lunedì, hai la rosa al completo? Sì, la rosa è al completo e daremo battaglia giustamente, insomma credo anche loro, sarà una bella partita equilibrata sicuramente, le ragazze tante sono nuove del calcio a 5 quindi dovranno un po' gestire anche le emozioni di queste belle kermesse, ecco, insomma, quindi ci siamo preparate meglio che potevamo e ecco, insomma, ci arriviamo col giusto spirito. Altra triple in schedina, datevi il 5, salutatevi, mister, in bocca al lupo a voi e che sia una buona partita, potete pure andare dalle vostre ragazze. Aspettiamoci una grande partita, il terzo quarto di finale, quello che tra poco vedrà in campo i rossoneri, quarti al termine del girone di andata del campionato interregionale Veneto ed Emilia Romagna contro il Futsal Reggiana. Cosa dire, al cuore non si comanda, da una parte c'è il rosso e il nero, i colori del Mina, dall'altra c'è la Reggiana che ha ottimo feeling con il Vicenza. Aspettiamoci una grande partita e vedremo chi sarà la terza squadra dopo il Bologna e il 10 Martiri a superare questo pass. Intanto tra poco saremo in collegamento live sul canale LND del Veneto, al mio fianco avrò questa volta il buon Alberto Nogara, preparatore dei portieri del DBS Meane, grande preparatore dei numeri 1 di tutto il Veneto, che prenderà il posto del buon Giulio Cosolo, che intanto ringraziamo e che ritroveremo qui live domani. Stefano Testoni tra poco live dalla Belbotea Arena.
16 squadre in campo, 2 regioni, 2 Coppa Italia regionali, Serie C da conquistare, gol, spettacolo, emozioni assicurate. Tre, 6 gennaio, Belbote Arena di Tombolo.
campo per il terzo quarto di finale, la sfida tra rossoneri e Futsal Reggiana, la quarta e la quinta del girone di andata del campionato di Serie C interregionale. Stefano Testoni a raccontarvi questo terzo quarto di finale, con al mio fianco la new entry Alberto Nogara, preparatore di portieri del DBS Miane, e che preparatore di portieri. Ciao Albi. Ciao, buonasera a tutti, buona visione, speriamo sia una bellissima partita combattuta come sono state le altre. Nelle precedenti sfide Bologna ha battuto per 5-1, ha vinto la sua sfida, e poi la vittoria anche del 10 Martiri, che hanno staccato il biglietto per il pass per le semifinali di lunedì pomeriggio. Poi a seguire questa sera alle 21:30 l'ultima sfida tra San Martino e Città di Tiene, derby tutto veneto. Questa è la prima sfida che vede in campo una formazione veneta dopo i primi due derby regionali dell'Emilia Romagna. Avevano giocato il Montale Futsal 5 e in apertura anche il Futsal Sassuolo. Ecco qua i direttori di gara, il signor Gianpietro Basè di Conegliano e Benedetta Fugalli di Rovigo, che danno il fischio per il saluto tra le due capitane. Per la Futsal Reggiana c'è il numero 4 Silvia Iemmi, della parte opposta Veronica Moscillo per i rossoneri. Fari puntati anche sui portieri, tu che sei esperto di numeri 1 e 12. Sono curioso di vedere a che punto siamo, di la verità, no? Adesso che abbiamo lavorato molto sui preparatori dei portieri, vediamo anche queste due formazioni che ho visto che hanno il preparatore dei portieri, a che punto sono e come sono i portieri. Sono curioso, vengo da un'esperienza che ho visto una partita non tanto tempo fa, il Bologna che ha giocato la prima partita contro il San Martino, che giocherà contro il Tiene dopo, e ho visto dei portieri ben impostati in porta, bravi. E adesso vedremo anche questi e poi vedremo se daranno il massimo come sempre. Foto di rito intanto nel pre-gara di questa sfida, con il Futsal Reggiana completo granata, colori storici per la formazione di Reggio Emilia. Dalla parte opposta invece i rossoneri, una maglia bianca, pantaloncini neri, i portieri proprio nero e con le bordatura rosse per la formazione di mister Marta Zanetti. Quarta al termine del girone di andata, 4 punti hanno separato le due squadre dopo le prime 12 sfide di campionato. Tra i numeri importanti, tra l'altro, Futsal Reggiana 38 gol fatti, dalla parte opposta rossoneri che segnano poco ma difendono molto bene, soltanto 17 gol subiti. Questo chissà, uno dei migliori attacchi contro la miglior difesa, potrebbe, speriamo, scaturire una grande partita. Prima però ovviamente di andare a vedere i quintetti di partenza, il minuto di silenzio per le vittime della strage svizzera di Crans-Montana della notte di Capodanno. Andiamo con le grafiche dei quartetti di movimento, più portiere ovviamente, partendo da quella della formazione dei rossoneri con la regia di Veneto Futsal TV. Andiamo a vedere la partenza tra i pali visentini in campo, grazie alla Futsal Reggiana, Moscillo, Mazzi, Romano e Piccirillo. No, questo qua è il rossoneri, Bertasello, Nardi, Scavone, Fornari, Figliola, Cantarini e Ravanini a disposizione di mister Marta Zanetti. Futsal Reggiana intanto è partita della sfida, andiamo a vedere il quintetto di partenza: Camellini tra i pali, Bonatti, Faragò, Iemmi, Codeluppi a disposizione in panca per il mister Alessandro Morelli, Miglioli, Gabrielli, Albera, Sola, Gambarelli, Lattuca e Antonioli. Tra l'altro Antonioli è un nome importante per quanto riguarda i portieri. Esattamente così. Il grande Francesco. Il grande Francesco, grande portiere di calcio. Intanto è iniziata.
Partita 30 minuti per tempo, l'eventualità dei tempi di calci di rigore supplementari soltanto in occasione delle finali che si disputeranno nella giornata dell'Epifania di martedì 6 gennaio. Il buon Alberto Nogara si è annotato appunto Cammellini, maglia numero 12, e Visentini Ramona, i due estremi difensori di questa sfida. Portieri che fin qui comunque si sono anche ben comportati nelle due precedenti partite, 6 gol nella sfida tra Bologna e Futsal Sassuolo, 4 in quella precedente che ha visto sorridere il 10 Martiri. Vedremo quest'oggi chi avrà la meglio tra due formazioni che tra l'altro nel precedente vittoria per 4-3 della formazione rossoneri, quindi insomma partita equilibrata. Sì, ultimamente negli ultimi anni anche i portieri di queste categorie qui di Serie C femminile sono cresciuti molto rispetto a quello che era prima, e oggi vedremo se smentiranno queste mie parole oppure faranno molto bene. Rossoneri di mister Marta Zanetti, giocatrice classe 84, ex giocatrice, un'icona dell'Audace Verona. Tra l'altro Rossoneri sono una società affiliata proprio della formazione della massima serie di calcio 5 femminile dell'Audace Verona, nata nel 2018. Futsal Reggiana invece è una società molto giovane, al terzo anno di calcio a 5. Una Futsal Reggiana che riparte da dietro con il suo capitano Iemmi, fa circolare palla la formazione della Reggiana, recupera il pallone il Rossoneri, che tra l'altro fa un po' specie dire i rossoneri che invece sono ragazze. Comunque bei colori rossonero messi assieme, Alberto, Meravigliosi, per me e te meravigliosi. che poi tra l'altro, come ho detto prima, noi che siamo vicentini, poi c'è anche la Reggiana che ha un buon feeling con quello che è il Vicenza Calcio. Ma torniamo in live con Bonatti che ha servito una compagna, recupera di testa nella propria metà campo Romano, il pallone appunto tra i piedi della numero 10, oggi in maglia bianca, un mix di colori. Ottima la giocata di Piccirillo, il numero 8 cerca di andare via, ci riesce, poi però il pallone termina a fondo campo. Allora vedremo come potrà ripartire la formazione del Futsal Reggiana. Fin qui partita bottonata, siamo appena all'inizio, sono passati soltanto 3 minuti. Squadre che come nelle precedenti partite si sono molto studiate in avvio per poi dare insomma fuoco ai bombardieri in avanti. Sì, mi sembra giusto, insomma inizialmente si studiano, cercano di capire come gioca l'avversario e soprattutto come è disposto in campo e che tipo di soluzioni usa, ed è importante. Ottima la palla qui intanto, ecco, per la girata di Giusy Faragò che ha all'attivo già 14 gol in campionato. Bomber di razza, la ragazza con la maglia numero 9 granata. Deve fare attenzione qui la difesa di Marta Zanetti. E bene anche nel recupero palla, poi il regalo, la capitana Moscillo, giocatrice che ha giocato anche in campionati più blasonati. Attenzione alla giocata, tra l'altro anche Futsal Reggiana che ha dalla sua anche, oltre alla Faragò, Bomber di razza che ha giocato anche in Serie A e Sassuolo femminile, Silvia Iemmi e Vanessa Bonatti, giocatrici che hanno vestito la maglia del Bagnolo nei campionati nazionali di calcio a 5. Laterale scodellato in mezzo laddove non c'è nessuno, fa buona guardia dell'uscita, è solo fallo laterale, lo indica Benedetta Fugalli della sezione di Rovigo, primo arbitro donna in questa kermesse. Che anche a livello di arbitri donna comunque in Italia non siamo messi male, ci sono delle ragazze molto brave. Molto bene. Adesso è arrivata internazionale anche la Piccolo, che io mi ricordo le prime partite che arbitrava, ora è arrivata arbitro internazionale, stanno viaggiando molto bene e questo è importante, ci porta sempre i colori azzurri anche gli arbitri come i giocatori. Palla lunga intanto per la Piccirillo che riceve l'applauso del numeroso pubblico. È anche comodo arrivare qui da Verona, anche se bisogna fare attenzione da Vicenza Nord arrivare fino a qui perché c'è il limite di 70. Reggiana che prova a ripartire, a impostare da dietro con Bonatti sul servizio di Sola, ancora Bonatti sulla pressione, scarica dietro per il capitano Iemmi. Qui Sola perde il pallone, lo recupera la formazione di mister Zanetti. Romano, giro palla per Mazzi, non va a buon fine
qualche errore di disattenzione, per qualcuno è anche la prima grande partita da dentro fuori, insomma ci può stare anche un po' di agitazione e di tensione. Sì, direi proprio di sì. Sono partite molto tese e si giocheranno soprattutto sugli episodi poi alla fine. Sì, episodi, soprattutto quelli visti nel secondo quarto di finale, in una partita molto equilibrata, con il Montale che sembrava averla quasi ripresa. Intanto il primo cambio con mister Zanetti che richiama in panca la numero 11 Mazzi per mettere dentro Nicola Bertasello. 3 gol per lei nel girone di andata del campionato interregionale. Una Serie C mista Veneto-Emilia Romagna, anche questa è una sinergia importante che sicuramente può aiutare a far crescere il movimento, soprattutto a livello numerico. Non ci sono grossi problemi per il maschile, ma il femminile ha bisogno anche di queste collaborazioni importanti. Ma sono perfettamente d'accordo con te, Stefano. È importante che per far crescere la parte femminile, soprattutto a queste categorie qua, ci sia la sinergia anche di più regioni. Intanto la conclusione dalla distanza di Silvia Iemmi, che va a trovare la potenza ma non lo specchio di porta. Lo rivediamo che subito nel replay di Futsal Veneto TV, ricordiamo tutte le sfide in diretta sul canale live della LND del Veneto. C'è qui presente anche il numero 1 del calcio regionale Veneto, Beppi Aruzza, subito in prima linea a seguire le sfide della Belbotea Arena, sede del team Giorgione. Intanto il primo fallo, giusto a segnare il primo fallo, sede di un team Giorgione che ospita per il 4º anno di fila queste sfide. Quest'anno c'è anche il femminile, perché nell'alternanza è toccato al Veneto organizzare questa kermesse. Ricordiamo anche che chi vince la Coppa poi accede alla fase nazionale, quindi insomma spiraglio importante anche per vedere più vicina alla Serie B. Reggiana con Iemmi che va sul fondo per Sola, ancora giro palla, pressione alta a riconquistare il pallone, a formazione di mister Marta Zanetti che poi lo riperde, concede il laterale Giulia Romano. Intanto fa buona guardia tra i pali Ramona Visentini, classe 95 dei rossoneri. Sì. Volevi farmi sbagliare, Alberto. Attenzione al palo in mezzo e qui si è divorato un gol clamoroso. Prima grande occasione, Chiara Sola non ha trovato lo specchio di porta, rivediamolo anche. Sì, ci è arrivata molto vicino e il portiere, la Visentini, è rimasta un po' troppo bassa secondo me, doveva salire un po', cercare di fare un po' di presa di posizione, invece è rimasta sulla linea di porta, creandosi un po' di difficoltà. Attaccano adesso i rossoneri. I rossoneri provano ad attaccare, brava qui la Sola, in scivolata dall'alleggerire in un fallo laterale. Poi sicuramente i due estremi difensori andranno a riascoltare la partita per i giudizi di mister Alberto Nogara. Intanto primo cambio anche per la Reggiana, entra Veronica Albera con la maglia numero 6 che va a toccare prima un pallone all'indirizzo di Vanessa Bonatti, giro palla per il capitano Iemmi, ancora fermato da Romano. Resta comunque lì in zona d'attacco quando sono trascorsi 9 minuti e pochi secondi, sempre 0-0 ancorato il punteggio in questo terzo quarto di finale con i rossoneri, formazione veronese che riparte da dietro, giro palla a cercare di costruire un'azione a dar fastidio dalle parti di Cammellini. Fin qui Cammellini non ha visto il pallone, buon triangolo, non sono però arrivati i tempi, i modi giusti per chiuderlo. Diciamo che dopo 10 minuti si sono viste ancora poche conclusioni, si stanno ancora studiando e cercano di trovare delle soluzioni alternative, che stanno difendendo tutti e due molto bene. Sì, come dicevi prima, insomma, il minimo particolare può fare la differenza, dunque bisogna fare molta attenzione a non concedere spazi importanti. Futsal Reggiana che riparte da dietro con Bonatti, Cammellini ancora per la numero 7 Bonatti che gira lato per vie orizzontale verso la sua capitana Iemmi.
esce il numero 4 con una puntata che non arriva però all'indirizzo di Giusy Faragò che ha segnato tanti gol, ma in questo momento non viene però servita bene dalle compagne. Il ruolo del pivot è sempre difficile, non è facile. Un pallone che può diventare sanguinoso, quello lì davanti alla porta. Attenzione. Recupera Iemmi che si gira, va a calciare e qui copre bene il palo il Visentini. Bene, brava, ha coperto bene il suo palo di competenza, molto bene. Palla deviata dalla parte giusta, sempre fuori. Credo che si era aperta bene lo spazio per andare a calciare la capitana della Reggiana che va a battere questo corner ribattuto. Arriva la Camellini che spara lontano, toglie le castagne dal fuoco. Per non saper leggere né scrivere, come si dice. Esatto. Mentre mister Morelli intima le sue di alzare la pressione. Visentini, un rilancio lungo che termina dietro la linea corta del rettangolo di gioco della Belbotte Arena. Si alza intanto dalla panchina la numero 8 Chiara Sola, anzi no, la numero 2 Alice Codeluppi che entrerà in campo tra poco. Intanto palla scodellata alta. Eccolo qua il cambio. Molto importante anche in una competizione del genere avere la panchina lunga. È importantissimo perché poi le rotazioni faranno la differenza. Chi ha più rotazioni, i giocatori terranno più l'intensità alta, e chi invece ha poche rotazioni andrà a perdere un po' di intensità con il passare del tempo. Rilancio lungo di Visentini, la testa poi alleggerisce per Bertasello che cerca di mettere sul secondo palo, riconquista il pallone al numero 2 rossonera e poi l'errore di valutazione di Romano con mister Morelli che chiama subito il time out dopo 12 minuti. Cosa potrà dire il mister dopo un avvio di partita comunque equilibrato dove non si è visto chissà che cosa? No, secondo me non ha molto da aggiungere, nel senso che comunque la partita è equilibrata, non ci sono stati errori né da una parte né da un'altra, pochissime conclusioni, probabilmente una delle due alzerà un po' la pressione, visto che stanno pressionando intorno un po' dietro la metà campo, cercheranno di andare a rubare palle un po' più avanti probabilmente. Vedremo quando rientreranno in campo. Intanto qui inquadrata il futsal Reggiana di mister Alessandro Morelli che in campionato ha vinto 6 delle 12 partite giocate, 4 pareggiate, 2 sconfitte. Dalla parte opposta invece il team rossoneri di mister Zanetti ha vinto 8 partite, 2 in più dunque del Reggiana, ne ha pareggiate 2 e perse 2. Numeri alla mano come abbiamo detto in apertura, insomma i gol fatti da Reggiana sono un bel bontino, un 38 i centri all'attivo. Dall'altra parte però la porta di Ramona Visentina è una delle meno battute di questo torneo interregionale, un torneo di una coppa che lo scorso anno ha sorriso al Bologna, un Bologna già qualificato per la semifinale di lunedì pomeriggio, così come il 10 Martiri. Vedremo chi uscirà da questa sfida invece tra rossoneri e futsal Reggiana. Poi alle 21:30 chiuderemo la prima giornata live della Belbotte Arena con il match tutto Veneto tra Città di Tiene e San Martino. Si riparte con Vanessa Bonatti che fa ripartire il gioco dopo il time out di sospensione chiesto dal suo mister Morelli. Non c'è alcun tocco rossonero, dunque la rimessa è per la formazione di mister Zanetti. Tu che vivi anche lo staff tecnico da vicino, no? Quando riparti dopo un time out con una palla a tuo favore e regali praticamente la palla, ma quando ti fai incazzare una cosa del genere? Non è semplice, anche perché magari puoi creare uno schema di partenza, soprattutto bene, ma non sulle laterali, ma magari soprattutto sulle palle ferme, tipo punizioni e così, e i giocatori non fanno quello che si è detto, allora diventa un po' complicata. Contropiede intanto con la palla per Faragò, brava a chiuderla Bertassello, ancora Reggiana con la palla che va all'indirizzo di Bonatti che scarica un tiro, non era posizionata bene con il corpo, palla che termina alto, nessun problema per Ramona Visentini. Tiri dalla distanza che oggi si impensieriscono, ma attenzione dalla parte opposta, ottima la giocata, bravissima. Qui il portiere Camellini è uscita molto bene. Brava, è stata molto brava, è stata molto fredda, ha messo dentro una mano in mezzo alle gambe dell'avversario per portare via la palla, è stata bravissima.
È una grande occasione perché è stata brava anche Nicole Bertassello, che stava per superare l'estremo difensore avversario. Rimessa laterale per la Reggiana. Insomma, partita che inizia un po' a scaldarsi, quantomeno iniziano ad arrivare anche le occasioni da rete. Manca soltanto il gol, che speriamo arrivi presto, non me ne vogliano i due numeri 1 e 12. Insomma, per lo spettacolo qui ottima Bonatti, fermata dal numero 10 Giulia Romano. Romano, va via Romano, si allunga troppo il pallone, esce bene comunque la Camellini. Camellini molto attenta, dominio dell'area importante, quindi dominio dello spazio, brava, brava. Sembra 0-0 in punteggio, 16 minuti, entriamo nel 17esimo in questo istante, ancora fermi a quota bandiera bianca le due formazioni che cercano comunque di fraseggiare. Qui intanto inquadrata la numero 5 Federica Fornari del team rossoneri di mister Zanetti. Giusy Fornari dietro per Bonatti, scarica ancora dietro per Veronica Albera, che riceve il pallone praticamente regalato dalla ripartenza non riuscita dei rossoneri. Albera lungo per Faragò, Faragò non si gira, si accontenta comunque di una rimessa laterale. Buono il movimento del pivot, è stato bravo il difensore a portargli via la palla, non lo fa girare, lo tiene lì. Adesso la raddoppiano, ecco che è uscita. Buona la risposta di Visentini. Bravissima. E bravissima anche di qua la Camellini a uscire. Come dicevo prima, il dominio dello spazio è importante per un portiere, e quindi anche fuori area ha controllato tutto, ma bravissima anche la Visentini in 1 contro 1. Uscita bassa, brava. Dunque al momento i due estremi difensori fanno vedere la legge della solidità della propria porta. Ancora non si smuove il risultato sul tabellone della Belbotea Arena. Faragò ancora a spalle alla porta, si prende un fallo laterale, l'ultima a toccare è stata Stefania Figlioglia, numero 6 dei rossoneri. Qui cicca il tiro Bonatti, esce, c'è il fallo, proteste rossoneri. Non so se era stata trattenuta, molto dubbio, qualche protestina per il team dei rossoneri. C'è comunque la prima vera grande punizione, è il secondo fallo, uno schema. Vediamo intanto la Visentini che va a posizionare la propria barriera. Il fischio, lo schema, la palla sul secondo palo, qui difende bene i rossoneri, sventato un pericolo. Messa bene la barriera, abbastanza bene, a parte un giocatore che girava un po' a vuoto, però la palla poi è andata dove doveva andare il portiere, quindi ha fatto un buon lavoro. Faragò intanto si prende un laterale, già battuto Bonatti, giro palla per Iemmi, palla per Faragò, la palla arriva a Iemmi, va a sbattere sulla schiena di una giocatrice del team rossoneri. Intanto rientra Veronica Albera al posto di Iemmi, che era subentrata per la punizione che abbiamo visto pochi istanti fa. Codelupi intanto fa ripartire il gioco, qui bene ad uscire Bertassello, la giocata in mezzo per Fornari, ottima parata, gran parata, lì ha aperto la Camellina. Bravissima la Camellini, è uscita fuori, spaccata, in 1 contro 1, spaccata bene, ha preso bene il tempo, è stata molto brava, complimenti. Ha salvato già la seconda o terza palla che tira fuori bene, perché i rossoneri hanno avuto 2 o 3 occasioni importanti e non le hanno sfruttate, ma il portiere ha fatto il suo, bravissima. Reggiana allora tenuta a galla dal suo numero 12 Lisa Camellini. Intanto ha chiamato il time out Marta Zanetti, la vedete inquadrata con la Vagnitta che sta ordinando alle sue ragazze in campo quale schema adottare alla ripresa del gioco. 10 minuti ancora da giocare, più ovviamente il recupero in campo femminile, 2 tempi da 30 minuti continuativi. Domani invece inizieremo alle 14, saranno i tempi effettivi e domani sarai anche in campo con i ragazzi del TDBS Miane.
Sì, esattamente così. Ci siamo guadagnati questi final eight un po' faticosamente, ma era uno degli obiettivi, quindi domani entriamo in campo tranquilli, senza nessun patema d'animo e con qualsiasi risultato andava bene, insomma. Sicuramente non giocheremo per portare a casa il risultato positivo, anche se giochiamo contro una squadra molto forte che è il Montello, prima in classifica, è una squadra che ha un sacco di talento fra le sue fila. Ma comunque qui partite secche, poi sai come sono. Può succedere di tutto, l'abbiamo detto insieme, lo hanno detto tutti i 6 mister che abbiamo sentito prima delle varie sfide, anche quando la partita sembrava, insomma, tipo la prima, il Bologna, che poi ha confermato la sua superiorità con il Futsal Sassuolo, però insomma può succedere di tutto, bisogna giocarle per tutti e 60 o 40 minuti. È ripartito intanto il gioco, 9 minuti scarsi al riposo, ancora 0-0 il punteggio, con Romano che calcia un ottimo pallone per Figliola, il pallone poi resta lì, ancora brava la Camellini, però Futsal Reggiana che va un po' in affanno in fase difensiva con queste aperture rossonere. Sì, è in difficoltà, fa parecchi errori di impostazione iniziale e i rossoneri hanno alzato un po', come dicevo prima, hanno alzato un po' la pressione e continuano a rubare palla, bene il portiere della Reggiana. E anche adesso sul primo palo ha fatto molto bene. Ramona intanto, anzi Romano recupera il pallone, atterrata Iemmi, una carambola in pieno volto verso il capitano del Futsal Reggiana Silvia Iemmi, 7 gol per lei in campionato, scaraventata a terra, si rialza tra gli applausi sportivi della Belbotea Arena, una Belbotea Arena che comunque va riempiendosi, insomma anche la territorialità, siamo più vicini, una squadra veronese, poi ci sarà una sfida tra Tiene e San Martino tra l'altro che è qui di qualche chilometro alle San spalle Martino di Newport, esatto. Scodellato il pallone per Diana Piccirillo, il capitano, scusate, è Veronica Moscillo per il team rossoneri. Palla persa, dunque Futsal Reggiana che potrà ripartire una rimessa laterale che la stessa Chiara Sola va a battere per Bonatti, ultimo di momento, palla avanti per Faragò, fermata, Bonatti riconquista il pallone all'altezza della linea di metà campo, che rischio qui, poi è brava Iemmi a recuperare, si era preso un pallone che lo riconquista ancora i rossoneri che possono tornare a sviluppare un'azione dalla propria retroguardia, con la palla avanti per Romano, il tiro, altra grande occasione, è mancata la mira giusta, quella del numero 10 Giulia Romano. Alberto, grande stop, grande lancio da dietro, grande stop, grande girata, mancato un po' l'obiettivo che era la porta e il portiere non era uscito, quindi c'era la possibilità di marcare e invece la palla è uscita. Grande stop, comunque grande giocata quella della numero 10 Giulia Romano, ancora laterale, conquista qualche metro, avanza la Futsal Reggiana, palla per Bonatti che mette il pallone sul destro, serve sua sinistra Iemmi che torna ancora dalla compagna di squadra con la maglia numero 7, Sola fermata dalla collega di numero, rimessa laterale Futsal Reggiana, già battuto il laterale dalla Sola, viene invitata a mantenere la giusta distanza, la corretta distanza Federica Furnari, a colloquio con Benedetta Fugalli, direttore della sezione di Rovigo. Laterale battuto dietro per Bonatti, fa giro palla la Reggiana, Iemmi a calciare, poi Marta Zanetti blocca in presa sicura, si prende anche il 5, anche Marta potrebbe giocare tra i pali. Ci potrebbe stare, vedremo se poi useranno il portiere di movimento, chi finirà, e se avrai ragione tu e finirà lei a fare il portiere di movimento. Non credo, perché da qualche anno insomma che ha lasciato il futsal giocato, 5, una carriera tra i fiori dell'audacia dal 2012 al 2020 per Marta Zanetti. Palla intanto in mezzo, la rispostona di Ramona Visentini, bravissima, la rivediamo, attenta, guarda qua Alberto, la palla era anche un po' coperta perché i difensori si sono messi in mezzo, lei è stata molto brava. Che rischio qui, che rischio nella ripartenza della difesa, tanto meno di 5 minuti
Qui comunque i due estremi difensori si stanno confermando all'altezza della situazione e al momento possiamo dire che due sono gli MVP, perché se il punteggio è ancora fermo sullo 0-0 è merito da una parte di Visentini e dall'altra di Camellini. Concordo pienamente. Adesso si è alzato un po' il ritmo e hanno cominciato a fioccare le conclusioni. E la pressione data alta dà ovviamente anche ha dei pregi ma anche dei difetti, perché è facile bucarle tornando indietro, e quindi si sono alzate le conclusioni. Bene i portieri, bravissime, tutte e due. Rossoneri da dietro, palla per la numero 8 Piccirillo che si gira, non serve per una compagna, brava Faragò a recuperare il pallone, giro palla dalla parte opposta, l'idea c'era, peccato, pallone troppo profondo, quello all'indirizzo di Faragò da parte della numero 5 Gabrielli, appena entrata in campo. Romano, rilancio lungo, non c'è il tocco, Faragò, brava Romano a recuperare il pallone, adesso c'è un po' di confusione, esce i rossoneri, un contropiede che non va a buon fine perché viene fermato, poi con una scivolata da Chiara Sola, recupera ancora, adesso c'è un po' di confusione, vedremo se una delle due squadre saprà offendere l'altra a livello offensivo. Palla comoda questa tra le mani di Camellini. Riparte da dietro la Reggiana sulla linea di metà campo. Adesso forse qui sarebbe servito un time out, un po' di confusione Alberto. Sì, ma è la pressione che stanno dando forte e quindi è anche un po' confusionaria, normale, ci sta. Attenzione, la palla telefonata, scodellata poi lì in mezzo, la risposta ancora di Chiara Sola che dice di no. Questa volta non c'è lo zampino di Camellini, ma con una doppia parata di corpo Chiara Sola dice di no e salva. Erano due ottime, la Reggiana si sta difendendo proprio alla grande, anche dietro lottano proprio. Meno di 3 minuti, laterale in zona d'attacco, si riparte da dietro all'altezza della linea di centrocampo, palla per Figlioglia che fa sfilare. Fa attenzione, rischia di perderlo la numero 2 Bertassello, che poi spara avanti, arriva il pallone a Piccirillo, l'invito ad una compagna numero 6, errore di Stefania Figlioglia. Anche qui c'è da mangiarsi le unghie in casa rossoneri. Altra occasione buttata via per le rossonere. Già la quinta occasione che davanti alla porta. E se non c'era Camellini che dice di no, ci sono gli errori. Attenzione, però siamo già dalla parte opposta. Brava Visentini, con l'allungamento della gamba. E come hai detto prima tu, i portieri stanno facendo la differenza e stanno parando bene, sono brave, molto attenti. Da calcio a 5. Yes. Così avrebbero detto in qualche telecronaca di calcio. Attenzione, il tiro qua sbilenco della numero 5 Chiara Gabrielli. Poi quanto mi fa arrabbiare quando dicono parata da calcetto. Il calcetto è solo per scapoli ammogliati. E che non dicono parata da hockey, perché esatto. è ancora peggio. Palla in avanti, lotta. C'è il fallo, una trattenuta ravvisata da parte di Veronica Albera che non protesta. Un conciliabolo ravvicinato con Benedetta Fugalli. È il primo fallo Reggiana. Partite fin qui tutto sommato correttissima. Ma anche quelli abbiamo visto in precedenza, prima 3 cartellini gialli, nella seconda quarto di finale, tutti e 3 per trattenuti di maglia, con le giocatrici che stavano a partire per lidi lontani, trattenute. Punizione intanto, 29, ultimo minuto di gioco del tempo regolamentare, poi aspettiamo il recupero, ovviamente 2 minutini, quelli dei time out. Punizione rossoneri, uno schema che porta alla conclusione di Figlioglia, c'è la deviazione con il lato B di Bonatti. Corner dunque. Ma il primo passaggio non è stato preciso, la palla non era pulita e quindi ha fatto fatica a calciare di nuovo. Palla dietro per numero 8 Diana Piccirillo, lo scambio con Bertassello si incune, viene però fermato da Faragò chiama in causa la compagna che sta arrivando, c'era probabilmente una trattenuta, poi qui forse l'unico errorino della Visentini che poteva amministrare bene il pallone, però non era semplice, era in scivolata comunque. Probabilmente non aveva calcolato che non ci arrivava, quindi è andata in scivolata e quindi la palla l'ha buttata fuori, che è sempre meglio che buttarla in campo quando si è fuori così.
Intanto scocca il 30° minuto, controlliamo anche il signor Gianpietro Basedi Conegliano se darà il recupero. Ancora non ha indicato il recupero di questo finale di primo tempo ancora fermo sullo 0-0 di partenza. Palla lunga non precisa, dunque rimessa regalata al Futsal Reggiana. Non è ancora stato designato il recupero. Futsal Reggiana che però rischia nel cercare di ripartire, concede dei palloni che possono diventare pericolosi lì dalle parti deve stare molto di attenta Camilleri. perché ha già sbagliato 4 volte e i rossoneri sono partiti in contropiede e in contropiede fanno male perché hanno sempre calciato in porta con parate importanti da parte della Camellini. Camillini che proprio riceve il pallone tra le mani, comodo, rinviato da una giocatrice avversaria, lo serve a destra per Bonatti che cambia subito il lato, in pressione difende bene però forte il team rossonere, ancora Bonatti, giro palla verso la numero 5 Gabrielli, Bonatti, avanti il pallone, la girata improvvisa di Alice Codeluppi ed è brava la Visentini. Rivediamolo, leggila tu Alberto. Sono state bravissime tutte e due perché ha calciato al volo e indirizzata bene la palla e la Visentini piazzata bene, adesso ne esce il calcio d'angolo, vediamo che palla alta. Con un missile alto di Veronica Albera. Aspettiamo soltanto il duplice fischio, probabilmente eccolo, arriva qui il direttore di gara, ha messo il fischietto in bocca. 0-0 dopo il primo tempo, fin qui l'abbiamo già detto, migliori in campo i due estremi difensori. Sì, numero uno, partita combattuta come era prevista dall'inizio, a parte una prima fase di studio, ma poi hanno alzato la pressione, hanno cominciato a vedersi parecchie azioni e a fioccare azioni di porta, i portieri fatto molto bene tutte e due le squadre, un po' meglio i rossoneri, ma comunque hanno avuto 2 o 3 occasioni anche la Reggiana che poteva
accese nuovamente le luci, i riflettori sulla Belbotea Arena, in campo rossoneri Futsal Reggiana, terzo quarto di finale, sempre 0-0, tra poco inizio del secondo tempo. Sono qui con Alberto Nogara al commento tecnico. Va detto che ci scusiamo per qualche disagio nella diretta, purtroppo non dipende dal lavoro di Futsal Veneto TV, qualche problemino con la connessione internet. Intanto salutiamo Michele Guerra e il buon Super Cecchi Gol, grandi elogi per noi. Il Cecchi tra l'altro ha scritto un poema. Ciao ragazzi, ecco, speriamo che la fibra possa fare la brava in questo secondo tempo. Cosa può cambiare in questa ripresa? Ma secondo me rivedremo la stessa partita che abbiamo visto al primo tempo. Sono due squadre abbastanza speculari, quindi ci vedremo pressioni fino almeno a una buona metà del secondo tempo. Poi una delle due dovrà segnare, quindi dovrà anche scoprire qualcosa. E se non segnano si andrà ai calci di rigore e allora lì saranno problemi per i portieri. E lì poi vedremo altre cose. La pressione psicologica la farà da padrone, perché sia per chi batte, soprattutto per chi batte, per chi para è un po' meno. Palla intanto in mezzo per Futsal Reggiana, esce i rossoneri, un possibile contropiede, non viene calibrato bene il passaggio da Alessia Mazzi per la Romano che stava partendo sulla corsia laterale. E visto che siamo vicino a San Martino, allora mi verrebbe anche da chiamare in causa uno che di rigori ne parava. Attenzione però a questa conclusione, il buon Davide Putano, qualche rigore l'ha parato nella sua carriera. Quanta qualità e ancora gioca, ancora sta giocando in Serie B, ancora fa la differenza. Tanto la palla in mezzo, il gol, il vantaggio l'ha segnato la capitana Silvia Iemmi, ottavo gol stagionale, grande azione corale, tutta di prima, pallone che non ha mai toccato terra fino a quando è entrato in porta. Bravissime, perché comunque sono state giocate tutte di prima, la palla ha tagliato 2 volte l'area, quindi sono state molto brave e per il portiere non c'è stato nulla da fare, non ha colpe, quindi andiamo avanti. Adesso si è sbloccato, vorremmo un'altra partita probabilmente. Un minuto di gioco, Futsal Reggiana avanti con la sua tarsi dalla compagna di squadra Stefania Figlioglia, era la capitana Veronica Moscillo, anche lei giocatrice che ha vestito la maglia dell'Audace nei campionati nazionali. Dunque si può continuare, nulla è successo se non il gol che ha aperto questa sfida, che regalerà maggiori emozioni in questa ripresa. Palla lunga recuperata da Bonatti nella propria metà campo, che cerca di sfoderarla avanti, ma tra i pali Visentini esce, se la arpiona senza alcun problema. Ora rossoneri che devono assolutamente fare qualcosa di più. Intanto brava la Camellina ad uscire dall'area nei tempi giusti. Brava, le ho detto prima, ancora nel primo tempo, lei ha una buona lettura e un buon dominio dello spazio, quindi è molto brava anche adesso, e senza tanti fronzoli. A volte va meglio così che andare a rischiare un passaggio difficile che può essere intercettato. Qui si è presa qualche parola perché poteva amministrare meglio il pallone, però ha anche detto ma se nessuno me lo chiama, anche lì serve molto l'aiuto delle compagne di squadra e anche di chi sta in panchina, perché potrebbero sicuramente dar maggior calma a Lisa Camellini, che ha di fatto concesso una rimessa laterale alla formazione Futsal Reggiana, che torna ad attaccare in scivolata, però Romano toglie il pallone dal piede di Silvia Iemmi, che sta fin qui decidendo questa sfida. Nella precedente partita abbiamo visto anche subito usare il portiere di movimento dal tuo amico mister Dolcetti, tra l'altro una mossa non è andata proprio benissimo, perché ha rimesso in gioco il Montale Football 5. Vedremo qui se saprà giocare con i portieri di movimento. Qui intanto il direttore di gara si è accorto dell'errore fatto, concede il fallo laterale al Futsal Reggiana, battuto per la Faragò, deviazione, corner, che poi ultimamente il portiere di movimento viene giocato dallo stesso portiere, nel senso che è lui stesso che si alza adesso il stiamo baricentro. lavorando molto con la parte podalica sui portieri, quindi ce ne sono molti di bravi e quindi si sfrutta anche questo da parte del numero 1 del portiere e non si mette un giocatore.
La palla era indirizzata a Veronica Moscillo, troppo profonda. Intanto arrivano anche le ragazze del Città di Tiene e del San Martino, pronte a disputare l'ultimo quarto di finale, live alle 21:30. Faragò intanto, brava Ramona Visentini, anche qui a tenere soltanto ad un gol di distanza la squadra avversaria. Comunque la Faragò a livello posizione pivot sa giocare molto molto bene. Sì, diciamo che è 14 gol in campionato, è la insomma, migliore che di giocatrice che ha la Reggiana. Ancora bravissima la Visentini, che è salita bene, è andata a chiudere la bisettrice con una spaccata brava. Palla recuperata da Romano fa partire la compagna di squadra, la puntata, un tiro dritto per dritto, si era fatta vedere sul secondo palo, si era liberata Alessia Mazzi. Qui forse un po' di quell'egoismo che ci sta. Che ci sta, ma poi alla fine il risultato favorisce la Reggiana. Certo, sì, poteva essere Poi più... da qui è anche facile dirlo. Esatto, sì, poteva essere un po' più oculata, sul secondo palo era libera la sua compagna, ha voluto calciare, un po' troppo da distante secondo me. Intanto recupera Iemmi per Sola, che con la punta scarica lontano, Cammellini esce con qualche decimo di ritardo, fallo laterale in zona d'attacco per la formazione veronese di mister Zanetti. Romano lascia la battuta alla sua capitana Figlioglia, che posiziona bene il pallone, palla per Romano si accentra, scarica dietro la sfera per Mazzi, viene fermato poi la difesa della Reggiana, spara lontano il pallone, recuperato senza tanti problemi da Visentini, che fa ripartire la sua capitana Moscillo. Ottima giocata per Romano, bravissima qui la Bonatti, qui inquadrata la numero 7 ad uscire e dire di no. Classe 91 la Bonatti, una delle più esperte. Rossoneri che però non devono commettere l'errore di velocizzare troppo l'azione per trovare il pari, manca ancora una vita. Sì, stanno un po', hanno perso un po' le linee e stanno un po' forzando le giocate e buttano via un sacco di palloni, e mentre il tempo è ancora molto e quindi dovrebbe giocare a stare più tranquille, il minimo vantaggio può essere recuperato tranquillamente. Palla sparata lontana, non tocca la parte superiore della Belbotte Arena, dunque potrà ripartire senza problemi Lisa Cammellini. Palla in mano, il numero 12, avete visto lì inquadrato dalle regie di Futsal Veneto TV. Intanto palla lunga, Visentini esce, arpiona il pallone, può far partire un contropiede, palla per Romano scodella avanti per Mazzi, Iemmi recupera il pallone, poi c'è il fallo di frustrazione della numero 11 rossonera Mazzi, che colpisce Iemmi che stava difendendo il pallone. Salutiamo intanto tutti coloro che ci stanno seguendo da casa, non certo lo fanno per le nostre doti canore, raccontiamo il futsal, ma per quella che è una sfida che è il terzo quarto di finale della Coppa Italia fase interregionale. Attenzione, palla per Faragò, fermata, una parapiglia, poi recupera il pallone ancora il team rossoneri, lo scambio con Romano che viene lanciata con troppa veemenza da Federica Furnari. Può ripartire Futsal Reggiano con una messa lunga proprio per Giusy Faragò, che invita al tiro Veronica Albera. Palla che si perde alta sopra la traversa. Voleva un fallo la numero 7 Veronica Moscillo, la capitana. Intanto palla regalata a Visentini che rilancia lungo, bene a chiuderla Bonatti. Adesso poco spettacolo. Sì, no, stavo guardando il rilancio della Visentini, lei rilancia da ferma, quindi perde tutto quello che è la potenza del rilancio, difatti arriva un po' corta, dovrebbe rilanciare in movimento, cioè cercando di correre in avanti con la palla in mano e sfruttare anche quello che sono la forza delle gambe per rilanciare il pallone con le mani. Un consiglio da uno dei numeri 1 del ruolo del preparatore di portieri:
tanto lavoro, ne abbiamo già raccontato tante volte, insomma quello della figura del preparatore di portieri, una figura ai tanti sconosciuta fino a qualche anno fa, poi insomma vi siete fatti, possiamo dirlo, il culo. Sì, abbiamo altri. lavorato tanto, dal 2012 ad oggi con l'associazione abbiamo proprio lavorato tantissimo e i risultati poi si sono visti negli ultimi anni qui, prima il riconoscimento, poi adesso i corsi federali a Coverciano e piano piano arriveranno anche i corsi regionali, è stato un gran lavoro e ovviamente tutto pro futsal poi alla fine, perché se i portieri sono bravi e devono fare il 50% della squadra vale di più. Assolutamente, intanto è stata brava Veronica Albera a metterci il piede, concede soltanto il laterale con la staccanovista Romano a mettere in mezzo un pallone, lo riceve ancora da Furnari, il contropiede con Bonatti che alza la testa, poi aspetta il movimento dei compagni, serve dietro per la capitana Iemmi che va a calciare una puntata che trova la collega capitana Moscillo sulla sua strada. Riparte allora da dietro Futsal Reggiana, ancora buona la palla per Faragò che si gira, una grande girata, fanno molta fatica a contenere la numero 9 Giusy Faragò. E non ce n'è una, hanno provato a cambiare la marcatura un paio di volte ma fanno molta fatica e lei usa queste dote fisica che ha, che è importante, e in più i piedi sono buoni. Intanto prova a ripartire la palla avanti, recupera Bonatti che cerca di alleggerire per Albera, viene fermata, c'è comunque la rimessa laterale per la formazione rossoneri con la capitana Moscillo che apre subito il gioco dalla parte opposta del campo, il pallone in mezzo, quasi a togliere la palla dalle mani di Lisa Cammellini, poi non riesce ad indirizzare la sfera la numero 2 Bertassello, brividi Casareggiana. Sì, la Camellina è stata leggermente imprecisa, ha lasciato la palla per terra e ovviamente l'attaccante è entrato, per fortuna la palla è uscita direttamente. Però adesso le squadre si sono un po' allungate e si sta vedendo più giocate, anche perché i rossoneri devono spingere di più per tornare a portare il risultato alla pari. Devono spingere, però non devono commettere l'errore di scoprirsi troppo, perché insomma dalla parte opposta c'è Giusy Faragò, ancora a bocca asciutta perché il gol che decide la sfida è quello di Iemmi. Attenzione, la Faragò proprio alza la testa, qua scodella una palla all'indirizzo di Gabrielli non precisa e invita al stesso tempo di tenere alto il baricentro. 12:13 sul cronometro, ecco l'uscita dei rossoneri con Bertassello che cerca di mettere un pallone. Cammellini, eccolo qua, si è ristabilito il monitor, è partito il tempo è andato un po' a farsi bene dire, il pallone non è uscito. Attenzione a Faragò che gira dalla parte opposta per Albera, qualche protesta di mister... No, chi è che ha protestato? Non lo so, il direttore di gara, il signor Basè di Conegliano, ha richiamato l'attenzione di qualcuno dicendo, intimandole basta. Qualcuno dava fastidio alla prova del direttore di gara, una prova fin qui diciamo senza rottura. Qui ottima giocata di Bertassello e ancora Cammellini ha rischiato, grande parata, ma che giocata di Bertassello. La Cammellini è uscita in brasiliana, gli ha chiuso tutto lo spazio rapidamente e poi al secondo tiro era già più semplice perché la centrale lì è stata brava, ma è stata una gran giocata delle rossoneri che restano lì in zona d'attacco. Cammellini che vuole portarsi a casa la palma di MVP del match. Tanto time out del Futsal Reggiana, giustamente chiamato da mister Morelli, che deve cercare di mettere un po' quella calma che in questi ultimi frangenti è mancato. Sì, adesso stanno soffrendo un po' perché i rossoneri stanno dando tanta pressione sulla palla e hanno alzato anche il baricentro, quindi quest'oggi qui alla Belbotea Arena la troupe alle mie spalle di Futsal Veneto TV sta cercando di ripristinare in tutto e per tutto quello che è il collegamento video di questa prima giornata di Final 8 della Coppa Italia fase interregionale Veneto Emilia Romagna. Al femminile domani pomeriggio invece alle 14 inizierà la 3 giorni maschile. Domani giornata di quarti di finale con le prime 8 della Serie C1 del Veneto, poi lunedì le semifinali e martedì il gran finale con
gli ultimi atti di questa competizione, le finalissime. Intanto richiamate in campo le due formazioni, con Futsal Reggiana avanti 1-0 grazie al gol della sua capitana Silvia Iemmi, che sale così a quota 8 sigilli stagionali. Intanto vanno a cambiarsi le ragazze della San Martino, che alle 21:30 affronteranno il Città di Tiene nell'ultimo quarto di finale di giornata. Recupera intanto il pallone i rossoneri con Bertassello, autrice poco fa di una grande giocata, lo scambio con Romano cercata, la palla avanti che però non arriva a buon fine, fa buona guardia la Bonatti, con Camellini che recupera il pallone, lo scarica avanti per Faragò. Giro palla ora del Reggiana che ora deve far trascorrere i secondi. Deve cercare di far passare il tempo e, se è possibile, anche di marcare ancora, perché un gol di differenza non è una sicurezza. Ancora Reggiana con Faragò che mette in cassaforte il pallone, questa volta Moscillo, la capitana rossonera, ci mette il corpo. Anche qui la Faragò si era aperta uno spazio per calciare dritto per dritto. Ancora una grande occasione in casa della formazione emiliana. I rossoneri devono stare molto attenti a questa giocatrice qui, perché questa, se non la marchi bene, vede la porta e ti fa del male. Per quello che abbiamo visto fino ad oggi, la Faragò insomma sta stretta al campionato interregionale. Giocatrice che ha segnato a raffica in Serie A2 nella lunga esperienza, poi anche nel calcio femminile ha vestito la maglia del Sassuolo nella massima serie del calcio. Insomma, una ragazza che non scopriamo certo oggi. Attenzione ai rossoneri che ci provano ancora, la girata che si perde sul fondo di Diana Piccirillo. C'è stata però una deviazione, dunque corner per la squadra della Reggiana. Chi sta cercando questo? Pronto il corner già battuto per Romano, che scarica alto il pallone. Poi allora ripartire subito la Camellini, palla profonda, qualche errore anche nel disimpegno, ma intanto secondi che scorrono e Marta Zanetti che si fa sentire dalla sua panchina. Un contropiede, attenzione, si sono dimenticate una giocatrice, il tiro! Commenta tu, Alberto. Bene, ha fatto un bellissimo dribbling la giocatrice del Piccirillo, numero 8. Bravissima, bel dribbling, bella calciata verso l'incrocio dei pali, attentissima la Camellini, via fuori esterno, brava, sempre ben posizionata. Moscillo, Piccirillo, la finta di Diana Piccirillo, il tocchetto per Romano, Moscillo, ancora Romano, giro palla, quello del rossoneri che vuole andare a dar fastidio alla fase difensiva della Futsal Reggiana, che però si sta difendendo molto bene. Intanto in fallo laterale mette la palla Chiara Gabrielli, ancora un laterale, Diana Piccirillo va ad incaricarsi di questa battuta. Numero 8 rossonera, scarica dietro per Romano, scudella avanti il pallone che resta lì, ancora brava la Camellini. Bravissima, è andata a chiudere subito nei pressi del suo primo palo, non l'ha lasciato scampo per il pallone, insomma non c'era spazio. Attenzione, altro calcio d'angolo. Qualche protesta però, perché in effetti il pallone si era mosso prima di essere rimesso in gioco, non revisato dalla signora Fugalli di Rovigo. Sono piccoli particolari che però non decidono la partita. Intanto Bertassello torna dietro. Qui insomma rossoneri devono trovare il pareggio e poi sprecano un pallone del genere. Errori che buttare costano. una palla ferma è sempre un problema, cioè, non va bene. Qui fa sfilare tra le mani di Visentini il pallone alla capitana Moscillo. Visentini, rilancio lungo sulla testa di Bonatti, il pallone carambola a Giusy Faragò, la finta di Faragò e ottima Visentini. Bravissima anche in questa occasione la Visentini, è andata via in 1 contro 1. Faragò fenomeno, perché ha tirato un dribbling, ha allargato la palla, è andata a calciare subito, lei in 1 contro 1 dentro l'area e ha chiuso tutto lo spazio. Brave tutte e due.
Iemmi, il pallone resta lì, deviazione, può tornare in possesso la squadra rossoneri di mister Marta Zanetti. Moscillo, Zanetti chiama a sé vicino una ragazza della panchina, palla lunga di Romano, Bonatti con la testa aiutata poi dalla Iemmi, il pallone carambola sui piedi di Gabrielli, fermata da Romano che con il fisico si riprende il pallone, lo scarica dietro per Visentini che rilancia lungo ancora la testa di Bonatti per Faragò la giocata sul secondo palo, fermata, allora può aprirsi il contropiede per il rossoneri, palla per Romano, sprecano da una parte all'altra e il risultato sembra farlo sull'1-0 Reggiana. Sì, diciamo che lo spreco più grosso è quello dei rossoneri, visto che sono anche sotto col punteggio, la Reggiana gli va anche bene. Intanto è rientrata la maglia numero 5 Federica Furnari, ha preso il posto di Diana Piccirillo che ha giocato bene nel frangente in cui è stata messa in campo da Marta Zanetti, pallone uscito, errore grave, già battuto questo laterale, non si chiude però il triangolo tra Furnari e Bertassello e allora può tornare in possesso Lisa Cammellini, dentro anche nuovamente Alessia Mazzi. Cammellini con la testa, Mazzi alleggerisce, Mazzi si prende il pallone, Bonatti lo arpiona all'altezza della linea di metà campo e poi la risposta ad aprire la gamba di Ramona Visentini che evita il raddoppio della formazione emiliana, una Reggiana che sta legittimando il suo vantaggio con occasioni che arrivano. Ora Iemmi fermata, bloccata, può ripartire i rossoneri ma Bonatti si prende il pallone, volevano un fallo di mano che viene ravvisato, non è andato a buon fine il vantaggio per i rossoneri, dunque ancora un fallo già battuto per Tassello. Moscillo, il pallone che gli resta fermo sotto il piede sinistro, palla lunga per Federica Furnari che non lo trattiene. Ci volevo chiedere scusa, ho sbagliato, Davide Putano gioca in A2, grazie ad Andrea Montanari che me l'ha corretta, ha fatto bene. Davide Putano che ho avuto l'onore di allenare alla Luparense qualche Attenzione anno a fa. Furnari che riparte, Mazzi, Furnari, cosa aveva tra i piedi la formazione di rossoneri? Questo è un errore che pesa. È mancato il guizzo finale, il passaggio, qualche centimetro di troppo ad un pallone che poteva diventare pesantissimo. È un errore che pesa, che potrebbe pesare questo, anche perché adesso non sappiamo bene il tempo che manca, Ma manca poco, ma manca molto comunque. poco. Intanto Visentini si stava per alzare, rossoneri in possesso nella propria metà campo, alza il baricentro la Reggiana, una pressione alta per cercare di portare via il pallone alla squadra avversaria che viene recuperato per qualche istante, il colpo di testa lungo, palla che termina tra le mani di Ramona Visentini che gioca lungo verso nessuna compagna perché la Moscillo era arretrata. Adesso iniziano anche un po' ad arrabbiarsi tra di loro e questo giova sicuramente a favore del Reggiana di mister Morelli. Inizia a salire un po' il nervosismo perché il tempo per giocare rimane sempre meno. Alza il baricentro il team dei rossoneri, la formazione rossoneri di mister Marta Zanetti.